Paolo Zeriali, il nostro collega avvicinato, l'assessore alle attività produttive di Sandona di Piave, Ornello Teso. Sentiamo che cosa ha detto. Intanto da San Donato dovrebbe sparire anche il tribunale. Anche questo è stato un fulmine un po' a ciel sereno, perché se pensavamo alle 4 sedi staccate, Dolo, Chioggia, Portogruaro e San Donà, quelle più deboli erano Portogruaro, Dolo, poi veniva Chioggia e per ultimo San Donà, perché dobbiamo considerare che San Donà tratta oltre 3.200 pratiche all'anno. Un tribunale costruito non più di 3 anni fa, credo che questo non sia una revisione della spesa, ma si voglia tagliare per il gusto di tagliare. Non fatemi dire poi, per quanto riguarda Portogruaro, ben venga il fatto che, come chiedevano la Camera degli Avvocati o gli avvocati, di andare a Pordenone. Se questa è una soddisfazione, non credo sia una vittoria, perché il territorio va tenuto unito. Ci sono comuni che hanno fatto richiesta di essere annessi al Friuli, al Trentino Alto Adige, gli è stato detto sì, no, no e no, perché nessuno si è annesso a regioni diverse. Credo che anche il Tribunale di Portogruaro non verrà annesso a una regione diversa da quella del Veneto.